Il via alla campagna agrigentina in Russia, con in testa il sindaco Marco Zambuto, che parte alla volta di Perm. Motivo della visita, un soggiorno che durerà fino al prossimo 13 giugno, l'incontro di tutti i sindaci, in totale 6, delle città gemellate con Perm. Ho ricevuto l'invito da parte del sindaco di Perm, che è una città russa gemellata con Agrigento, di partecipare a un loro momento istituzionale. Sarà un momento per promuovere la nostra terra, soprattutto continuare quei discorsi intrapresi quando loro sono venuti qui ad Agrigento, che soprattutto riguardano il settore turistico, il settore artistico, perché abbiamo ragionato sulla partecipazione da parte diciamo, di investitori russi nel nostro territorio dal punto di vista appunto turistico e dal punto di vista artistico, nel senso di partecipare a nostre manifestazioni. Ecco, io penso che sia un incontro importante per la promozione e la valorizzazione della nostra terra. Inoltre il prossimo 12 giugno, nella cittadina russa che festeggerà il 290° anniversario della sua fondazione, si terrà la giornata italiana a Perm. 8 ore di musica e spettacolo all'insegna della cultura italiana e siciliana. Una giornata in cui sul palco della città di Perm si esibiranno i Tinturia, i Cubete, Los Locos, Eugenio Panormo, Umberto Tozzi, Ricchi e Poveri e 4 ragazzi dell'Accademia Palladium di Favara, unitamente agli sbandieratori di Motta Sant'Anastasia.